Cordiale saluto e soprattutto auguri di buon anno, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, per quanto riguarda questo primo numero del nostro audio-video giornale. Torniamo in apertura sull'accoltellamento mortale del 31enne dominicano venuto questa mattina nei pressi del laghetto Alcione in via dei Prati a Udine. Almeno 40 persone, quasi tutti di nazionalità dominicana, sono state interrogate dagli inquirenti direttamente sul posto dopo il grave fatto di sangue. Alcuni di loro sarebbero stati portati poi in questura, forse per accertamenti o per altre cose. Secondo le ultime notizie, le forze dell'ordine avrebbero individuato il presunto assassino e sarebbero sulle sue tracce. Diversi gli agenti che stanno passando al setaccio ogni zona senza lasciare nulla all'inventato, come si dice in questi casi, zone solitamente frequentate dal sospettato. Una persona alla guida della propria auto è morta e una donna è ricoverata in ospedale con gravi ferite, dopo che la stessa, sulla quale viaggiavano, è uscita di strada e si è schiantata contro le barriere autostradali. È accaduto la scorsa notte, poco prima delle 3, lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Meolo Roncade. Per causa al vaglio della polizia stradale, il veicolo è finito, dopo aver impattato contro il guardrail laterale, contro le barriere fisse centrali che delimitano le careggiate. I vigili del fuoco, accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del SUEM, stabilizzata e trasferita all'ospedale di Mestre. La persona alla guida è deceduta sul colpo. Un uomo di 65 anni è stato soccorso nella giornata di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato a Varmo lungo la ex provinciale 93. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito fuori strada. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. E una persona è stata soccorsa dal personale sanitario a seguito delle ferite che ha riportato a seguito di una caduta con un parapendio nella zona di Musi, nel territorio comunale di Lusevera. L'equipaggio ha inviato sul posto l'ambulanza proveniente da Tarcento, l'hanno preso in carico e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Udine dove si trova tuttora ricoverato rilievi da parte dei carabinieri. È tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, augurandovi ancora buon anno. Vi ricordiamo che le ulteriori news le potrete consultare sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.